Chiusa inchiesta sulle spese al Consorzio Universitario di Agrigento, si indaga per un danno erariale di 130.000 euro. Lo strappo di Musumeci, da domani aperte le prenotazioni per gli over 50 e dal via con i vaccini dai 18 in su alle Pelagio da venerdì e da lunedì in tutte le altre isole minori. A Catania disarticolati 2 clan, in manette 40 persone, a Messina 39 arresti, 2 famiglie si contendevano lo spaccio della droga. Il commissario regionale dell'Assemblea Territoriale Idrica approva lo statuto della consortile idrica votato dal Consiglio Comunale di Agrigento. Altri comuni come Favara continuano a negarsi. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo delle spese pazze al Consorzio Universitario di Agrigento, chiusa l'inchiesta, 4 indagati per un danno erariale di 130.000 euro. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. La Procura di Agrigento, con in testa il capo Luigi Patronaggio, l'aggiunto Salvatore Vella e il sostituto Chiara Bisso, hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini nei confronti di 4 ex dirigenti dell'allora Consorzio Universitario di Agrigento. L'ipotesi di reato è peculato, in particolare alcune carte di credito del Consorzio per una spesa di circa 50.000 euro sarebbero state usate prevalentemente da Mifsud e da chi lo accompagnava in pranzi, cene e trasferte. Nel registro degli indagati compaiono anche i nomi dell'ex presidente Joseph Mifsud, irreperibile da molto tempo, al centro di un vero e proprio intrigo internazionale dopo il Russia Gate. Olga Matraxia, ex dirigente del settore affari generali dell'ente, Andrea Occhipinti, dirigente del settore finanziario, e Giuseppe Vella, direttore amministrativo e firmatario dei mandati di pagamento. I funzionari del consorzio universitario ne risponderebbero per non avere vigilato alle spese del presidente Mifsud. L'inchiesta viene aperta su segnalazione dell'allora presidente facente funzioni del consorzio Giovanni Di Maida, allorquando nel 2012 e nel 2013, nell'esercizio del suo mandato, si accorse dell'esistenza di documenti scottanti e cellulari compromettenti. Mifsud fu nominato ai tempi in cui era il presidente Eugenio Dorsi e ne rispondeva alla sua parte politica. Cercò in quel periodo di allargare il suo raggio d'azione con delle partnership di livello anche internazionale con università fuori l'isola in Europa. L'esperimento non riuscì affatto, anche perché il maltese Mifsud, grazie alle carte di credito, lasciò tante tracce sui suoi spostamenti e sulle spese allegre sostenute in vari paesi sia europei che fuori, ma anche fuori, Russia, Libano, Libia, USA, Malta, viaggi non atti da solo in buona compagnia, viaggi non fatti da solo ma anche in buona compagnia femminile, diversi cellulari acquistati, anche una pad del valore di 2.500 euro, bollette telefoniche di oltre 1 migliaio di euro al mese, spese di albergo di lusso, il tutto giustificato per le sue missioni all'estero ufficialmente. Il maltese Mifsud è poi teste di una controinchiesta voluta dall'ex presidente americano Donald Trump relativamente al Russia Gate. Da allora in poi non si hanno più notizie dell'ex presidente del consorzio agrigentino. Così si arriva alla chiusura dell'inchiesta notificata agli interessati, tranne che allo stesso Mifsud, ancora ricercato e che ha visto coinvolti gli ex dirigenti del consorzio per mancata vigilanza delle spese fatte dall'ex presidente Mifsud. Sulla vicenda interviene l'onorevole agrigentino di 5 Stelle Michele Sodano, dove afferma l'indignazione massima. L'Ateneo è stato utilizzato come una mangiatoia, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Agrigento, la città dei templi, non ha più nemmeno una facoltà di archeologia e beni culturali. L'università è stata completamente smantellata, i nostri cervelli continuano a fare le valigie e scegliere nuove destinazioni per iniziare gli studi universitari. Chiediamoci, continua l'onorevole Sodano di 5 Stelle, che tipo di controlli siano stati messi in atto in questi anni, quali le responsabilità che ricadono sulla classe dirigente siciliana in questa vicenda, perché i nostri rappresentanti locali non amano denunciare e mettere a nudo le contraddizioni del polo universitario di Agrigento. Per il momento si registra solo una profonda omertà.
È gravissimo il bilancio di un incidente stradale a Palermo sulla circonvallazione nel sottopasso di Piazzale Einstein. 2 ragazze sono morte e 6 sono i feriti, di cui 2 gravissimi. Un furgoncino adibito al trasporto passeggeri, uno scooter Yamaha 400, una Fiat Panda in transito nel sottopasso si sono scontrati per cause in corso di accertamento. L'automobile, a seguito del violento impatto, si è capovolta. A bordo viaggiavano 2 ragazze, una di 21 anni, Chiara Ziani, è deceduta, l'altra invece Alessia Bonmarito, 20 anni, è stata rianimata sul posto, è stata ricoverata in ospedale in condizioni disperate e poi è morta anche lei. Un'altra persona è ferita gravemente. Sul posto hanno lavorato polizia, vigili del fuoco e diversi mezzi del 118. Mafia a Catania, disarticolati 2 clan, in manette 40 tra boss e affiliati. Questo è il bilancio dell'operazione sotto scacco. C'è il servizio. 40 affiliati di mafia finiti in carcere all'alba di oggi nell'operazione dei carabinieri del comando provinciale di Catania. Disarticolate 2 organizzazioni criminali locali legate con la famiglia catanese di Cosa Nostra, De Santa Paola e Ercolano. I boss si avvalevano di imprenditori conniventi e organizzavano truffe all'INPS per percepire l'indennità di disoccupazione. Il blitz è scattato all'alba simultaneamente nelle province di Catania, Siracusa, Cosenza e Bologna. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni, associazione per delinquere finalizzata alla commissione di falsi e truffe ai danni dell'INPS. Tra i personaggi di spessore criminale, Santo Alleruzzo, che nonostante fosse condannato all'ergastolo per duplice omicidio, mafia e traffico di droga e detenuto nel carcere di Rossano a Cosenza, approfittava dei permessi premio per ritornare a Paternò, suo paese d'origine, nel quale durante i summit mafiosi continuava a impartire ordini e direttive per la gestione degli affari del clan. Per mesi nelle piazze di spaccio più importanti di Messina ci sono stati momenti di fibrillazione e anche colpi di pistola. Un'indagine della squadra mobile coordinata dalla direzione distrettuale antimafia ha fatto scattare un maxi blitz questa notte in città che decapita le 2 famiglie che si contendevano lo spaccio della droga. 39 gli arrestati. C'è il servizio. La Polizia di Stato di Messina, con l'impiego di circa 350 operatori, ha condotto una vasta azione anticrimine che ha portato all'esecuzione di 52 misure cautelari emesse a carico di altrettante persone ed al sequestro di beni mobili, immobili ed altre unità economiche. Il provvedimento cautelare dispone la chiusura della custodia in carcere per 26 indagati, quella degli arresti domiciliari per 13 soggetti e quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per 13 persone, nonché il sequestro di immobili, autoveicoli, motoveicoli ed altre unità economiche. L'operazione denominata Marketplace rappresenta l'epilogo delle più recenti indagini condotte dalla squadra mobile e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina su un'ampia e pericolosissima struttura delinquenziale formata da più cellule, dedita al traffico di sostanze stupefacenti e per lo più operante nel quartiere popolare cittadino di Giostra. L'attività di indagine nasce dagli approfondimenti svolti a seguito dell'agguato avvenuto il 25 gennaio 2017 ai danni di 2 uomini, padre e figlio, i quali furono raggiunti da qualcuno che a bordo di uno scooter esplose al loro indirizzo dei colpi di arma da fuoco per poi dileguarsi. I colpi, sparati con un fucile, raggiunsero i 2 uomini, ferendoli agli arti inferiori. Giorni dopo, nella stessa zona, veniva incendiata una Smart in uso al figlio, mentre pochi mesi prima, nel settembre del 2016, un parente dei 2 uomini era rimasto vittima di un attentato analogo. Gli episodi sembravano tra loro collegati e sono divenuti oggetto di approfondimento da parte dei magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia Messinese e degli investigatori della squadra mobile. Fin da subito le indagini si sono indirizzate sulle componenti malavitose operanti nel quartiere di Giostra e si sviluppavano scandagliando le dinamiche criminali, soprattutto nell'ambito del traffico degli stupefacenti che interessavano quel rione popolare cittadino. In quella zona di Messina si era già registrato nel 2016 un altro allarmante episodio. All'interno di un bar erano stati esplosi dei colpi d'arma da fuoco contro diversi soggetti lì riuniti, gravati da precedenti di polizia. Il tutto lasciava supporre che, attorno al popoloso quartiere cittadino, ruotassero interessi da parte di più cellule criminali che,
armi alla mano, si stavano affrontando per contendersi la supremazia sul territorio ed assicurarsi i migliori proventi derivanti dagli illeciti affari in materia di importazione e commercializzazione degli stupefacenti. L'approfondimento investigativo, condotto dai poliziotti della squadra mobile, ha consentito di fare luce sugli efferati ferimenti dei due congiunti e ha restituito molti elementi indicativi di un intenso traffico di stupefacenti, gestita all'interno di un comprensore edilizio, residenza della famiglia dei due uomini. Le intercettazioni telefoniche ed ambientali, la visione delle immagini delle telecamere di osservazione, i tantissimi servizi dinamici sul territorio e gli innumerevoli riscontri all'attività di spaccio hanno condotto all'emersione di un'articolata associazione criminale operante nel rione messinese di Giostra. 52 provvedimenti di custodia cautelare emessi grazie alla richiesta della DDA di Messina, eseguiti dalla Questura di Messina, in particolare dalla Squadra Mobile di Messina, per un'indagine complessa che ha consentito di disarticolare due gruppi agguerriti, proprietari, tra virgolette, di una importante piazza di spaccio, oltre 1000 cessioni documentate, arresti che hanno portato alla contestazione di numerosi reati che vanno dall'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, al commercio di stupefacenti, allo spaccio delle sostanze stupefacenti, alle armi, al tentato omicidio, alle lesioni e al riciclaggio. Nel corso delle attività sono state sequestrate quantitativi di sostanze stupefacenti, le indagini sono state svolte anche grazie al contributo di alcuni collaboratori di giustizia, ma per lo più grazie all'utilizzazione di complesse e delicate tecnologie che ci hanno consentito di entrare all'interno di un vero e proprio fortino che questi gruppi avevano creato. Si tratta di due gruppi anche contrapposti che dall'alleanza passavano a scontri violenti e difatti sono stati contestati anche reati contro la persona, perché le indagini sono partite proprio dai ferimenti e dai tentati omicidi consumati nell'arco, diciamo, degli scorsi 4-5 anni. Il presidente della regione Nello Musumeci adesso forza la mano. In conferenza stampa a Palazzo d'Orleans con il dirigente generale del Dipartimento Attività Sanitarie Mario La Rocca, con i commissari Covid di Palermo, Messina, Catania, Renato Costa, Alberto Firenze e Pino Liberti, il governatore mostra le due lettere spedite in aprile al generale Francesco Paolo Figliuolo per chiedere la vaccinazione agli over 50 nelle isole minori e annuncia la propria disobbedienza. Figliuolo chiede che prima siano completati gli over 80 e siamo d'accordo, ma non abbiamo strumenti coercitivi per convincere chi non vuole. Quindi da domani partiamo con la prenotazione per chi è nato nel 1971 o prima e nel weekend vaccineremo i maggiorenni nelle isole di Lampedusa e Linosa. A seguire procederemo con tutte le altre. Anche gli under 60 sarà somministrato il vaccino AstraZeneca se l'anamnesi individuale non lo sconsiglierà. La comunicazione a Figliuolo partirà in queste ore, confidiamo nella sua comprensione, prosegue Musumeci. E lo stesso governatore si vaccinerà sabato. Assumo un fluidificante per il sangue, spiega, userò il farmaco che mi daranno. Musumeci poi se la prende con i vaccini tenuti nei frigoriferi per mesi e mesi. Le dosi inutilizzate oggi sono 250.000, anche perché secondo il governatore c'è una retrosia nei confronti di AstraZeneca per i decessi che i media hanno collegato al vaccino, ma il collegamento si è rivelato infondato. Nonostante questo, adesso in Sicilia si è immunizzato oltre il 10% dei cittadini, significa che le persone appartenenti a questa categoria hanno ricevuto la prima e la seconda dose, compresi gli 860 cittadini che di dose ne hanno ricevuto una sola perché sottoposti a Johnson & Johnson. Vaccini AstraZeneca, l'ok alla seconda dose per gli under 60 in arrivo. C'è il servizio. Il governatore Musumeci nei giorni scorsi aveva scritto una lettera inviata al commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Figliuolo, sottoponendogli l'esigenza di estendere la somministrazione del vaccino AstraZeneca agli under 60 e adesso è arrivato l'ok. Intanto, e questa è un'altra notizia, chi ha ricevuto la prima dose potrà fare anche la seconda.
sempre del medesimo vaccino, dopo la riunione della scorsa settimana tra Ministero della Salute, AIFA e Consiglio Superiore di Sanità. È stato il direttore della prevenzione Gianni Rezza a ufficializzare la decisione di ieri. Nessuna ulteriore inversione di marcia neppure sulla seconda dose di chi ha già fatto la prima con AstraZeneca. Avverrà con lo stesso siero. Il problema, lo ricordiamo, era sorto dopo che il Ministero aveva escluso in via precauzionale la somministrazione del vaccino agli under 60 a causa delle trombosi del seno cerebrale che avevano colpito alcune persone. Il Paul Ehrlich Institute di Berlino aveva comunicato di aver notato un accumulo impressionante di una forma speciale di trombosi venosa cerebrale, molto rara trombosi della vena del seno, in connessione con una carenza di piastrine del sangue, trombocitopenia e sanguinamento in prossimità temporale alle vaccinazioni con il vaccino AstraZeneca. La gestione dei consigli di somministrazione per il vaccino AstraZeneca ha avuto un andamento piuttosto pasticciato. Il 30 gennaio era arrivato il primo via libera senza indicazioni per l'età. Il 2 febbraio l'Agenzia Italiana del Farmaco si era autosmentita indicando che il siero andava somministrato alla popolazione tra i 18 e i 55 anni. Un mese più tardi era poi arrivato il via libera anche per gli over 55, a metà marzo la sospensione in molti paesi e poi la decisione dell'Agenzia Europea del Farmaco, l'EMA, ok per tutti, ma a quel punto era intervenuta di nuovo l'AIFA limitando l'ok agli over 60. Adesso è il nuovo via libera per tutti con una motivazione ben precisa, ovvero quella che ha spiegato ieri il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario all'emergenza. È una misura necessaria per raggiungere l'obiettivo della vaccinazione di massa. AstraZeneca è un vaccino consigliato per determinate classi. L'EMA dice che va bene per tutti. È probabile che in quella che si chiama rolling review, cioè la revisione dovuta all'esperienza durante le vaccinazioni di massa, si possa raccomandare anche AstraZeneca su una classe inferiore ai 60. Figliuolo ha poi precisato di aver avuto interlocuzioni con AIFA, Comitato Tecnico Scientifico, Consiglio Superiore di Sanità e Istituto Superiore di Sanità, mentre ammonta a 6.249.347 il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. L'obiettivo di arrivare all'immunità di gregge non può essere così raggiunto senza vaccini a vettore virale come AstraZeneca e Johnson & Johnson. Per questo si conta di togliere la limitazione sull'età e intanto l'EMA scioglierà a giugno la riserva sull'ipotesi di somministrare il vaccino Pfizer-BioNTech agli under 16 e fino ai 12 anni. Ieri ha avviato la valutazione della richiesta di estensione dell'uso di Comirnaty, autorizzato per la prima volta nell'Unione Europea a dicembre 2020. Il parere del Comitato per i medicinali per uso umano sarà quindi poi trasmesso alla Commissione Europea, la quale adotterà una decisione finale, giuridicamente vincolante e applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Una notizia che ha fatto esultare su Twitter Roberto Burioni, docente dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Se nella corsa ai vaccini le aspettative sono state soddisfatte, c'è da fare uno scatto in più, soprattutto in Sicilia, Calabria, Campania e Sardegna, che sono in ritardo rispetto alla media nazionale sull'immunizzazione dei più fragili. L'avvertenza, secondo il commissario Figliuolo, non è di poco conto mettere in sicurezza gli anziani, anche la fascia 70-79 anni, e la madre di tutte le battaglie prima di aprire alle prenotazioni agli under 60. In Sicilia infatti appena 7 over 80 su 10 hanno ricevuto la prima dose. Ci sono oltre 120.000 anziani ancora non coperti. Coronavirus e scuola, sono 190 gli alunni positivi, l'incidenza è dello 0,33%, dati estrapolati dall'ultimo report dell'ufficio scolastico provinciale di Agrigento. Nel dettaglio si sono registrati 11 positivi nelle scuole dell'infanzia, dove il totale degli alunni è di 8.341 e quindi l'incidenza è dello 0,13%. 66 alunni contagiati su una popolazione di 17.310 per la scuola primaria, con un'incidenza dello 0,38%, 46 invece su 11.773 i positivi nella scuola di primo grado, con un'incidenza dello 0,39% e 67 su 19.696 alunni positivi, con un'incidenza dello 0,34% della scuola di secondo grado, un dato questo aggiornato allo scorso 26 aprile. Parliamo adesso di una ricerca sullo smart working. Margherita Trupiano.
Nella pianificazione strategica per il futuro è assolutamente da evitare che lo smart working diventi una misura specificamente rivolta alle donne ed evitare altresì che le lavoratrici si trovino costrette alla scelta dello smart working. È quanto emerge da un interessante studio che l'agrigentina Nicoletta Maria Capodici e Azzurra Rinaldi della School of Gender Economics della Sapienza di Roma hanno condotto realizzando una ricerca sul tema smart working, opportunità e rischi per il lavoro femminile. L'attività svolta ha utilizzato i mesi di ottobre e novembre per la somministrazione di un questionario da cui è emerso che comunque oltre il 75% delle donne intervistate sarebbe disposto a proseguire nello smart working anche dopo il termine dell'emergenza Covid. Il dato rilevante e quasi contraddittorio che viene fuori però è che per il 60% delle intervistate tra quello professionale da casa e la gestione della famiglia c'è un aumento, con la difficoltà di non avere una postazione fissa all'interno dell'abitazione e con la conclusione che il tempo da dedicare a sé è decisamente in calo. Pertanto, Capodici e Rinaldi evidenziano come si determini un flusso di lavoro costante dalla mattina alla sera in cui non è più distinguibile il limite tra attività d'ufficio e cura della casa e della famiglia. L'indagine si conclude con una serie di opinioni colte dai questionari compilati, secondo cui lo smart working sarebbe stressante per l'80%, produttivo per il 75%, complicato per quasi il 50% e soddisfacente per il 40% delle donne intervistate. Gli agenti del commissariato di Licata, nell'ambito dei controlli per verificare il rispetto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19, hanno sanzionato i titolari di 2 bar in quanto non curanti della normativa vigente somministravano bevande ad alcuni clienti direttamente al banco. A carico dei titolari, pertanto, venivano elevate le sanzioni amministrative, nonché la sanzione accessoria della chiusura delle attività per 3 giorni. Inoltre, al titolare di una delle attività commerciali veniva irrogata l'ulteriore sanzione amministrativa di euro 1032 perché al momento del controllo non veniva trovato presente nella conduzione del bar. Più che uno spauracchio, dico, può essere in effetti una possibilità, può essere verosimile, perché la criminalità organizzata, dove ci sono finanziamenti pubblici, dove ci sono, in questo caso parliamo di recovery plan, oltre 200 miliardi di euro, potrebbe essere interessata in qualche modo a mettere le mani o gli occhi in appalti importanti per la costruzione di opere pubbliche. La stessa cosa sta accadendo e il Ministero degli Interni ha fatto bene a sollevarlo per quanto riguarda la crisi derivante dal Covid. Ci sono molte aziende di imprenditori in serie difficoltà a causa di queste chiusure che durano tantissimo tempo, che rischiano di farsi sottrarre la propria attività, la propria azienda dalla criminalità organizzata, che magari gli offre una via di uscita da una situazione debitoria pesante con pochi spiccioli. Aumenterà il lavoro quindi sia delle forze dell'ordine che di opera in prima linea nell'informazione, secondo lei? Ovviamente dovranno prestare attenzione anche a quest'ulteriore evenienza. Cosa auspica da vertice di una territoriale di Confindustria? Che questo non si debba verificare nel nostro territorio e che nell'eventualità ovviamente forze dell'ordine e magistratura facciano quanto di loro competenza, così come già fanno per adesso. 2 incidenti in 2 giorni. Nel mirino un commerciante trentenne di Canicattì, a cui tra sabato e lunedì sono state bruciate 2 autovetture. Il primo rogo ha interessato un Audi A4, dove a poca distanza peraltro è stata rinvenuta una bottiglia con del liquido infiammabile. Appena 24 ore dopo è toccata alla seconda autovettura, una BMW parcheggiata sotto casa. L'incendio in questo caso ha interessato anche un'altra autovettura che si trovava a pochissima distanza. Sul posto, oltre una squadra dei vigili del fuoco del locale di staccamento, anche i poliziotti del commissariato di Canicattì, che hanno avviato le indagini. Il commissario regionale dell'Assemblea territoriale idrica ha approvato lo statuto della consortile idrica, che era già stato votato dal Consiglio Comunale di Agrigento, con però una modifica per quanto riguarda le responsabilità finanziarie dell'ente, che avrebbe costretto tutti i comuni dell'ambito a votare nuovamente la proposta. Invece ci sono ancora dei comuni come Favara, dove l'approvazione della nuova forma di gestione del servizio idrico non sono stati ancora nemmeno calendarizzati.
Parliamo adesso dell'iniziativa Beach Litter 2021 che nella mattinata di domenica 2 maggio ha visto impegnati gli attivisti di Lega Ambiente sulla spiaggia di Maddalusa ad Agrigento. Vediamo. Oggi insieme agli soci del nostro circolo e ai simpatizzanti abbiamo organizzato questo monitoraggio dei rifiuti spiaggiati nell'ambito della campagna nazionale di Lega Ambiente che si chiama Beach Litter. È l'8ª edizione, noi in tutte queste edizioni abbiamo monitorato la spiaggia in cui ci troviamo e un anno abbiamo monitorato la spiaggia adiacente alla foce del fiume Naro. Questa è una campagna, è un'indagine molto importante, è un'attività, si dice, di citizen science, cioè di scienza, di ricerca, di monitoraggio condotta dai cittadini. E come vedete hanno risposto in tanti al nostro appello a partecipare, ad aiutarci a fare questa attività, perché comunque stimola la nostra curiosità, la nostra capacità di osservare e di renderci conto anche della quantità di rifiuti che la nostra civiltà riesce, tra virgolette, ad accumulare nelle spiagge, e ci rendiamo conto, ma soprattutto si rendono conto i bambini, di come appunto il nostro modo di produrre è un modo sbagliato, che produce tantissimi rifiuti e che è diventato ormai una emergenza ambientale, la riduzione dei rifiuti soprattutto, e quindi innescare un processo virtuoso di economia circolare in cui il rifiuto non è più un peso ma deve diventare una risorsa, una materia prima seconda, una materia da riciclare. Ho deciso di partecipare a questa esperienza non solo per pulire le spiagge, ma anche per capire la provenienza dei rifiuti. Il nostro obiettivo sarà quello di cercare di rendere le spiagge un posto più pulito, dove poter stare senza il rischio di incontrare plastica o farsi male attraverso trovando delle siringhe, pezzi di legno. Oggi sono venuto qua in questo mare per aiutare il Lega Ambiente a pulire la spiaggia dai residui inquinanti. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. E adesso Tonino Butera ci racconta di 2 iniziative legate al 1° maggio, una ad Aragona e l'altra a Porto Empedocle, ma anche di 2 eccellenze agrigentine nel mondo dello sport. Vediamo. Commemorazione della festa dei lavoratori, l'amministrazione comunale di Aragona, oggi assente il sindaco Pendolino, a fare gli onori di casa e a deporre una corona nel monumento dei minatori qua davanti al municipio di Aragona, il vice sindaco Franco Virone. Tra le altre cose Franco Virone è un rappresentante sindacale. Franco Virone, che valore ha questo 1° maggio in questo periodo di difficoltà? In questo momento di difficoltà, appunto, dove la pandemia ha mietuto tanti posti di lavoro, l'amministrazione comunale oggi depone questo mazzo di fiori in un monumento che ha un significato storico per Aragona, il monumento appunto del lavoro, il monumento di una categoria che ha dato tanto ad Aragona e all'economia di Aragona, che è appunto il monumento dei minatori. I minatori ad Aragona sono stati una risorsa per questo paese, dove hanno fatto girare l'economia di questo nostro territorio. Voglio dire che oggi questo mazzo di fiori deve essere un significato simbolico di speranza e di fiducia, perché in questi 2 anni, sia il 2020 che il 2021, sono stati anni tragici per quanto riguarda appunto la pandemia, e noi ci auguriamo che da oggi possa veicolare un messaggio di fiducia e di speranza per tanti che in questi 2 anni hanno abbassato le saracinesche, che hanno mietuto tanti posti di lavoro. E appunto oggi l'amministrazione comunale si augura appunto che dal prossimo anno in poi si possano riaprire le saracinesche e dare tanta occupazione a tanti giovani che oggi purtroppo non sono qui nel nostro paese. Io
Allora, con Giovanni Castelli abbiamo il sindaco che quasi quasi si vuole rimettere a giocare. Signor sindaco, è un vero piacere comunque, a parte gli scherzi, oggi giornata del 1° maggio, essere al campo e vedere questi ragazzi che calpestano il nuovo stadio. È una grande gioia, un grande segno di speranza, di riavvio, speriamo vada tutto bene per tutti. Niente, siamo qua, abbiamo consentito il calpestio perché ancora non è inaugurato il campo a questa società empedoclina che è anch'essa un'eccellenza, questo campo con il Pescara Calcio. È davvero una bellissima giornata, un bel 1° maggio per questa città. Ci sono lì i genitori che osservano da lontano perché purtroppo ancora dobbiamo sistemare le tribune, c'è qualcosa ancora da fare. Però siamo molto fiduciosi e stiamo mettendo in atto ciò che serve per poter fare il lavoro sulle tribune, sul muro e dare questo gioiello alla città, perché è della città tutta, non è certo del sindaco. Io ho voluto coinvolgere tutte le associazioni sportive, hanno fatto loro un calendario, o chi ha questa voglia di poter giocare a calcio, naturalmente nei limiti consentiti dalla normativa anti-Covid, perché non si potranno fare vere e proprie partite ma allenamenti individuali, distanziati eccetera, nell'ambito delle norme. Quindi però ci proviamo a ripartire fiduciosi nel futuro, perché di questo abbiamo bisogno soprattutto oggi, che è la giornata del 1° maggio ed è una giornata problematica rispetto a tante altre, ma dobbiamo guardare avanti con speranza. Ora passiamo un po' a Giovanni. Giovanni, avete avuto l'onore e il piacere con la Trinacria di inaugurare questa struttura, inaugurare tra virgolette, perché ben sappiamo che è un periodo di calpestio, il sindaco è stata chiara, tutte le associazioni debbono essere coinvolte, intanto la DUA ha iniziato questo primo passo anche per fare ripartire un pochettino il calcio. Sì. Abbiamo organizzato questo Open Day in collaborazione con il Pescara Calcio e con il Comune di Porto Empedocle proprio per questo motivo, per dare un punto di partenza diciamo di nuovo all'attività sportiva. Ovviamente questo Open Day andiamo a rispettare tutto il protocollo federale per le normative Covid con allenamenti individuali. E ci tengo anche a precisare che tutti i bambini che stanno partecipando al camp prima dell'inizio hanno presentato il dovuto tampone. Bella giornata, comunque non possiamo dimenticare una grande figura del calcio empedocrino, Benito Filippazzo, che ci ha lasciato ieri. Sì, volevo dedicare appunto a lui un pensiero, ha militato anche nella Serie A, perché il calcio empedocrino ha una grande tradizione, soprattutto la famiglia Filippazzo. Io penso che certe cose si abbiano nel DNA e infatti ci sarà una sorpresa a breve. E lo vogliamo dedicare a lui, che anche lui ha come dire, dato l'esempio, ha trainato verso il sano sport, verso il gioco del calcio tante generazioni di empedoclini. Perché noi sappiamo che il nostro è un ambiente duro, difficile, in Sicilia c'è poco lavoro eccetera, ma il calcio, lo sport danno vita, danno senso alle cose e alla legalità, al rispetto delle regole, e quindi un grazie a Benito e a tutto quello che ha fatto nella sua vita, e rimarrà impresso sempre nei nostri cuori, e facciamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia. Da ben 12 anni è sulla cresta dell'onda nei campionati professionistici. Non passano anni che Desiderio Garufo non si prende delle grosse soddisfazioni. La passata stagione con la maglia della Regina contribuì in maniera decisiva con 28 presenze, 2 gol e 9 assist alla vittoria del campionato di Serie C. E per Garufo si è trattato del 5° campionato vinto in carriera. Ceduto in prestito al Catanzaro, anche in questa stagione lo stacanovista della faccia destra, che ha compiuto 34 anni lo scorso 22 aprile, è diventato un punto di forza della squadra di mister Antonio Calabro. Un campionato da incorniciare è chiuso con il botto con il gran gol di domenica scorsa contro il Monopoli. Sono 25 le presenze di Garufo in questa stagione agonistica, che potevano essere 28 se il calciatore nativo di Grotte non sarebbe stato fermato per 3 settimane dal Covid. Da 3 mesi Desiderio ha realizzato il più bel gol della sua vita, quello di diventare papà di Lorenzo, data alla luce dalla sua amata moglie Ines. Spazio ancora per Carlini, che riesce nuovamente a servire Garufo, la finta di Garufo che entra in area, Garufo! Che
da parte di Garufo, un gioiello del numero 32 che porta nuovamente in vantaggio le Aquile. Catanzaro 2, Monopoli 1, super gol di Garufo. Un'altra eccellenza dello sport agrigentino è l'arbitro aragonese Antonino Costanza, che domenica scorsa ha diretto il match del campionato di Serie C tra la neopromossa Ternana e la Juve Stabia. Per il giovane fischietto della cittadina delle Maccalubbe un'altra stagione indubbiamente positiva, e fra qualche anno potrebbero portarlo nei campionati ancora più prestigiosi. Basket, finisce la stagione, si va verso i play-off. Le parole dell'allenatore della Fortitudo Michele Catalani dopo l'ultima gara, la vittoria contro Varese. Il commento a caldo di Giuseppe Cuffaro. Vediamo. È stata la partita che ci aspettavamo. Onestamente Varese che arrivava da un momento complicato, è una squadra che comunque ha delle ottime individualità. Noi nella prima parte abbiamo fatto un po' di fatica a prendere le misure, soprattutto dal punto di vista difensivo. Credo che i ragazzi poi siano stati bravi a trovare comunque alcune delle chiavi offensive giuste. Non abbiamo avuto continuità nel voler essere aggressivi, nel riuscire a rompere quelle che erano le loro iniziative, soprattutto vicino a canestro. Però abbiamo avuto dei momenti in cui siamo riusciti ad alzare l'intensità, a toccare qualche pallone. Devo dire che tutto sommato siamo riusciti a stare in partita, a tenere un piccolo vantaggio. Abbiamo avuto difficoltà ad avvicinarci al ferro e fortunatamente stasera le nostre percentuali al tiro da fuori sono state positive, quindi siamo riusciti a mantenere il controllo con quello. Abbiamo fatto molta più fatica vicino a canestro. Vero è che comunque loro avevano fisici importanti e giocatori soprattutto di grande esperienza, soprattutto nei ruoli dei lunghi, quindi era comprensibile, era da mettere nel conto che avremmo fatto sicuramente un po' di fatica ad avvicinare la palla al ferro. Nella seconda metà siamo rientrati troppo soft nel terzo periodo, però dopo un primo momento di sbandamento siamo riusciti a riprendere in mano la partita e a fare un break a cavallo tra il terzo e il quarto periodo che ci ha permesso poi di gestire nel finale meglio la partita. Ultima di campionato, siamo ai blocchi di partenza per i playoff, che Fortitudo dobbiamo attenderci? Migliore di questa sicuramente. So che i ragazzi attendono l'inizio dei playoff. Ovviamente noi abbiamo consolidato la nostra seconda posizione da ormai una quindicina di giorni, quindi nella nostra testa sicuramente c'è l'inizio dei playoff. Attendiamo di sapere chi incontriamo, vogliamo essere più cattivi, più aggressivi. Sappiamo che lì è ciò che ci è mancato probabilmente nelle partite importanti. Vogliamo farci trovare pronti da questo punto di vista. Credo che stasera in alcuni momenti abbiamo dimostrato di avere la testa lì e vogliamo arrivare fra 2 settimane alla prima partita dei quarti di finale avendo un impatto fisico e mentale aggressivo sulla partita. Le condizioni di Alessandro Grande? No, Alessandro l'abbiamo tenuto fermo precauzionalmente perché aveva un fastidio a un tallone, al tenere Achille, ma abbiamo scelto di gestirlo in questo modo perché ce lo permetteva il periodo e perché vogliamo arrivare nelle migliori condizioni possibili con tutti i giocatori di qui all'inizio dei playoff, quindi non è una situazione grave, la stiamo gestendo con lo staff medico e fisico. Adesso abbiamo queste 2 settimane in attesa dei recuperi del nostro e dell'altro girone che definiranno le classifiche, dove vogliamo recuperare tutti i giocatori nella miglior condizione possibile, vogliamo prepararci e dare tutto quando inizieranno i playoff. Sappiamo che i playoff sono serie lunghe, ma sono partite secche sostanzialmente, dove ogni gara ha un coefficiente di difficoltà molto alto, sicuramente per quanto vale, quindi vogliamo arrivare nelle migliori condizioni mentali, fisiche e tecniche possibile. Quindi la gestione di Alessandro rientra in questo, nell'idea di voler gestire nella migliore maniera possibile tutti i giocatori. Ci attendono 10 giorni di lavoro duro. Una vittoria importante, che partita è stata? È stata una partita, siamo partiti un po' contratti, all'inizio abbiamo fatto un po' di fatica, però poi una buona difesa del secondo quarto, abbiamo riuscito a prendere un distacco che poi nel terzo quarto abbiamo perso questa difesa e abbiamo fatto un po' di fatica, però con un po' di energia
siamo riusciti ad arrivare al quarto quarto con un buon vantaggio e chiudere la partita da solo. L'ultima in casa in vista dei playoff, purtroppo ancora senza pubblico, che campionato è stato? Ma è stato un campionato particolare, senza tifosi, non ci sono quelle emozioni che ti danno, che ti aiutano nei momenti di difficoltà. Comunque abbiamo fatto una buona stagione, cercheremo di fare bene anche ai playoff. Abbiamo una settimana di riposo adesso, ricarichiamo le energie e cercheremo di farci trovare pronti. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.